Prego gli altri relatori della mattinata di accomodarsi qui, perché penso ci sia qualcuno che, nonostante l'ora e ahimè temo qualche crisi ipoglicemica più o meno incipiente, sarà interessato a chiedere loro degli approfondimenti. Ok, per quanto riguarda il portale, volevo capire se visivamente in qualche modo, o anche chi non è il catalogatore appunto reclutato da voi, chi invece si iscrive sul portale, insomma dà il suo contributo, se c'è che tipo di contributo deve dare, ovvero cioè se deve compilare la scheda eccetera, o se è una cosa più informale eccetera. È una cosa più informale, ovvero sia adesso dà un contributo che viene mediato e dirottato verso i catalogatori che sono attivi nell'ambito di ricerca specifico della proposta. Per cui se la proposta di una scheda storico-artistica verrà dirottata verso lo storico dell'arte, che andrà ad interagire con la persona che la propone. Questo è il modello. Posso? Non rivolgo una domanda a uno in particolare, è una riflessione e conseguentemente anche una domanda. Come? Sì, così decidiamo. Infatti. Sono Guaran e insegno geografia all'Università di Udine. Si è parlato che, e credo che siamo, la maggior parte delle persone che è qua è d'accordo, che il processo vale più del risultato, il metodo è il risultato prima uno degli interventi. In realtà però, sentendo i vari interventi, soprattutto l'ultimo, sembra che anche il risultato poi giustamente abbia una sua importanza. Allora io mi chiedo, relativamente alle mappe di comunità, visto che nel caso di Formazza ha partecipato il 10%, nel caso del Brasile 184 persone nei forum su non so quante migliaia, cioè alla fine ci si è posti il problema o ci sono delle modalità per verificare come viene poi interpretata e che tipo di riconoscibilità ha da parte di quelli che non hanno direttamente o solo saltuariamente partecipato. E la seconda cosa che chiedo, e approfitto, è proprio sulla mappa di per sé stessa. Una mappa una carta topografica messa sul tavolo, nel caso di Formazza, mi sembra che non ci sia più qua. Quante persone, che tipo di capacità di decodificazione hanno le persone nei confronti di questa carta? Perché questo poi influenza molto anche sul fatto dell'intervento. Ecco, cioè, queste cose non sono emerse oggi, mi interesserebbe eventualmente conoscerle. Non sono un esperto al riguardo. Francesco Bonavolta, Ecomuseo delle Dolomiti Friulane. Volevo fare due domande. Una nello specifico, se la compilazione di queste schede, nel modello di compilazione di queste schede, si prevede già una versione digitale poi implementabile direttamente, o se c'è una valutazione e una lavorazione delle schede postuma da qualche agenzia specializzata o qualche ente specializzato nell'elaborarle. La seconda domanda, che è rivolta invece a tutti gli interlocutori della giornata, anche agli interlocutori di ieri, è all'interno di queste mappe, di queste situazioni ambientali, di questi territori, di queste comunità, ci sono, credo, ovunque delle presenze, chiamiamole così, che non sono mai state messe in evidenza, cioè il nostro territorio piuttosto che la Francia, piuttosto che il Quebec, vivono un momento di forte immigrazione, anzi un'immigrazione strutturale rispetto al passato, e questo crea nelle nostre società qualche problema. Siccome comunque l'Ecomuseo, nelle sue mission differenti per alcuni aspetti, richiede una possibilità di influire in una socialità maggiore, una sostenibilità maggiore sia a livello ambientale che sociale, come vengono prese in considerazione queste istanze di non poco conto? Allora, sì, faccio una domanda perché poi si allaccia un po' anche alle altre. Sono Angelo Valerio dell'Ecomuseo dell'Agropontino. I dubbi che ci poniamo noi all'interno del gruppo di lavoro, che credo che siano poi
delle risposte che dovrebbero essere date, a nostro modesto avviso, sono molto difficili. Uno, per quanto riguarda Dicorato, cioè il discorso penso che tu hai proposto, penso sia applicabile, no? In tante altre realtà, poi ne discuteremo magari nel tavolo della gestione oggi pomeriggio. A me interessava sapere proprio il risultato, come dicevo ieri, del bilancio sociale, il risultato di queste mappe. Io penso che noi andremo avanti, andremo incontro a dei problemi grandissimi, che sono proprio quelli della mancanza di risorse finanziarie, cioè problemi politici, reali, oggettivi. Io mi domando, ma fare, mi riallaccio a quello che diceva anche l'amico lì, il geografo, mi permetto, non so se è geografo, praticamente noi, secondo me, manchiamo di una visione strategica politica. Noi ci stiamo cercando di dare delle risposte e fare delle visioni anche di natura politica, perché dobbiamo porci il problema della crisi finanziaria, il problema del clima, cioè noi possiamo salvare un paesaggio, ma se poi il clima si modifica completamente questo paesaggio in maniera naturale. Noi dobbiamo porci dei temi più alti, a mio modesto avviso, cioè confrontarci anche su quelle che saranno le dinamiche finanziarie del futuro, per far sì che magari andiamo a riattivare tutta una serie di economie nuove, sostenibili, legate alle filiere corte, ma legate proprio a un processo finanziario diverso. Questo secondo me, io lo lancio come stimolo, se siete d'accordo, perché se no rischiamo che le mappe culturali in sé per sé vanno a fare un quadro esclusivamente retorico, che va bene, di recupero della memoria storica, ma non sono proiettate nel futuro, perché chiaramente non c'è poi la visione politica. Almeno dobbiamo tentare di darla, non è che abbiamo la palla di vetro, ma io penso, a mio modesto avviso, che dobbiamo fare un rilancio in avanti, in modo da avere anche uno stimolo forte, questa è la mia idea, insomma. Grazie. Grazie mille. Ma due cose. Perché le osservazioni di ieri che facevano le colleghe che si sono occupate di catalogazione, le osservazioni di oggi secondo me si rincorrono, e tra l'altro approfondire alcuni argomenti con la collega Tucci ieri sera a tavola mi è servito di più perché mi sono resa conto che per la prima volta, e questo è il convegno che lo fa, mette insieme chi si occupa di ecomusei e chi si occupa di determinate tematiche, che lo fa per professioni diverse, in ambiti diversi, e che possono essere, diciamo così, proprio la professione del catalogatore o la professione dell'operatore museale, che diciamo così affronta con un approccio diverso il lavoro di un operatore dell'ecomuseo che ha non il museo ma una spazialità che è il territorio, con chi è nel territorio e è, diciamo così, un soggetto civile. Intanto il concetto di partecipazione. Si pensa che sia una cosa a tutto tondo. Di questi giorni non è una massa indistinta, non è la comunità indistinta con dei grandi numeri, ma di per sé la partecipazione implica un processo di consapevolezza. E quindi quando come operatori ecomuseali, come ecomuseo, procediamo con un processo partecipativo come quello della mappa, ovviamente partiamo da un processo di facilitazione e quindi diciamo così, partiamo con gruppi di cittadini che condividono un percorso, un obiettivo e con questi cittadini, e quindi c'è già una selezione, li prepariamo o condividiamo un percorso per cui a loro volta diventano dei facilitatori e hanno una suscettibilità, diciamo così, un'idea di coinvolgimento di altri cittadini che possono essere il vicino di casa o gruppi di interesse che sanno che sono interessati a fare la mappa di comunità o sono interessati a sviluppare l'interesse, un percorso con l'ecomuseo su una determinata tematica. Quindi la partecipazione in sé significa quello che diceva Hugues de Varin, capacitazione, cioè che non rendiamo edotti o prepariamo culturalmente le persone, condividiamo un interesse e un percorso ad interessarci su una tematica che riguarda quel territorio, su dei beni o su un patrimonio che può essere di tipo immateriale, quindi il cosa fare su quegli oggetti di interesse e condividere un percorso di obiettivi di lavoro su quel patrimonio. Quindi di per sé la partecipazione è già di per sé un fenomeno di consapevolezza e anche di per sé selettivo, quindi non è un fatto indistinto.
La seconda questione è che la comunità, sono d'accordo con la collega dell'intervento di stamattina, con l'antropologa, non è tutta la comunità, non è un fatto di omogeneità della comunità. La comunità è fatta di grandi cambiamenti, pensiamo anche al fatto che ci sono delle comunità di immigrati che vengono a lavorare nelle nostre città, per cui si lavora su quelle componenti di comunità che manifestano un interesse o manifestano gli elementi più importanti che sono macroscopici in quella comunità. Si parte dall'elemento di grande disponibilità che l'Ecomuseo riesce a raccogliere per gruppi di interesse in quella comunità. Molto spesso si diceva anche ieri che si parte pensando che il problema più eclatante sia quello che ha percepito, diciamo così, il gruppo degli operatori ecomuseali. Strada facendo ci si accorge invece che i gruppi di interesse ti sottopongono altre problematiche di tipo sociali o altre componenti territoriali che invece hanno maggiore acutezza e sono quelli che devono essere trattati. Non a caso partiamo invece dal fatto che si fa un percorso di facilitazione perché poi si creano delle forme di leadership o di lideranza che non è il leader, ma formare dei cittadini perché poi attorno a queste persone si mobilitino altre persone. Quindi sostanzialmente è un altro processo. La seconda questione è che per le parish map che noi abbiamo in un qualche modo, là dove abbiamo avviato esperienze di mappe di comunità, le abbiamo prese dal mondo anglosassone, ma quell'esperienza era più rivolta a un recupero del passato, erano orientate al passato per recuperare un senso di comunità. Le mappe di comunità che abbiamo, diciamo così, sviluppato in Italia sono orientate sì a recuperare segni e letture dal passato, ma sono orientate al presente e al futuro. È vero, come dice Hugues de Varin, che molto spesso hanno il limite di fermarsi in quel momento e di radiografare quel processo che si ferma alla raccolta dei dati e alla radiografia delle opportunità di quel momento per quella comunità o per quei gruppi di interesse, però è anche vero che quasi sempre, l'abbiamo visto anche nelle mappe che sono state presentate questa mattina, hanno innestato dei processi di intervento sul territorio che possono essere stati interventi fisici sui beni territoriali o processi di tipo sociale. Per esempio ad Argenta, nelle mappe di comunità che noi abbiamo fatto, vuoi a Campotto dove c'è un'oasi naturalistica, vuoi a Benvignante dove c'è un sito UNESCO, sono stati interventi di restauro oppure interventi di costituzione di associazioni che hanno preso a cura porzioni di territorio e hanno fatto degli interventi successivi e hanno indotto l'amministrazione comunale a fare degli interventi, degli investimenti che diversamente non avrebbero fatto, e si è innestato anche quel processo di responsabilizzazione per cui non c'è stata più la declamazione nei confronti dei decisori pubblici per intervenire, ma assumersi delle responsabilità per intervenire direttamente come gruppi di cittadini. Il limite, che sono d'accordo con Hugues de Varin, è che sicuramente possiamo avere come mappe di comunità, ma è un limite degli ecomusei italiani, quella forza organizzativa dopo la mappa di comunità, di continuare a costruire dopo la mappa di comunità un processo partecipativo che rimette in gioco il ciclo della partecipazione locale dei gruppi di interesse che anche generazionalmente cambiano. Perché il gruppo che ha dato vita alla mappa di comunità probabilmente ha finito la sua propria spinta propulsiva e successivamente c'è un'altra generazione o di volontari o di gruppi di interesse che hanno da mettere in moto altre volontà e altre esigenze. L'ultima cosa, i numeri dei partecipanti, finisco, il numero dei partecipanti dipende da chi partecipa e che esprime una volontà. Solo su questo tema meglio, io volevo fare un passaggio su un'altra questione. No, volevo solamente far rilevare anche ai miei colleghi con cui ci conosciamo da tanto tempo, mondi locali, che come io non conoscevo la realtà che ci ha presentato De Varin di Portalegre. Credo che però forse adesso, al di là delle mappe di comunità, del loro significato, delle loro complessità,
che secondo me hanno sempre un valore, non sono la verità, ma avviano dei processi. Ben vengano questi processi quanto più partecipati possibile, ma anche laddove sono poco partecipati sono sempre un valore, non sono mai un conflitto o un problema. Ma detto questo, invece, la realtà di Portalegre segna una discontinuità rispetto ai modelli europei, è una discontinuità culturale. Quando parli, Hug, di empowerment, da noi è difficile. Cioè in Europa ci impastrocchiamo nella governance, ci mettiamo i bastoni tra le ruote tra un comune e l'altro, non solo tra associazioni, un'associazione e l'altra. Quindi la costruzione di quel bellissimo progetto che tu ci hai illustrato per noi deve essere un punto, come dire, di arrivo, ma attraverso percorsi che sono completamente diversi, e tu forse lo avrai già valutato. E credo che le esperienze, gli ecomusei europei, laddove ancora esistono, ce ne sono, sono arrivati a un momento di, come dire, di riassetto dei loro obiettivi. Forse devono anche aprirsi. Ultimamente si sono un po', a mio avviso, chiusi e guardati troppo allo specchio. Credo che devono entrare invece in questo momento forte di cambiamento rispetto alle politiche sul territorio, sulla territorializzazione, sui temi dello sviluppo sostenibile. Forse dobbiamo cercare, e qui lo dico anche a ciò che rimane di mondi locali, e poi magari lo riprendiamo a Argenta questo discorso, di guardare ad aprirsi agli altri movimenti come quello degli ecomusei italiano ed europeo che ancora esiste, ma che forse deve dialogare con, non so, con i movimenti dell'agricoltura sociale da un lato, con i movimenti del stop al consumo del territorio, no, tutti questi soggetti del cambiamento, tra cui metto anche gli ecomusei, possono arrivare oggi, domani, il prossimo mese, ad un momento di grande forum per riuscire a capire se esiste una modalità inclusiva per lavorare insieme per un obiettivo comune, magari, non so, prendere un caso pilota, un caso campione e tutti insieme lavorare per trovare percorsi nuovi, innovativi, sperimentali di sviluppo sulla base proprio del patrimonio, della sua capacità di generare risorse se messo in rete. Ora, quindi la mia era soprattutto un ringraziamento ad Évarine per avermi dimostrato che la criticità dei modelli sociali in crisi, come possono essere anche quelli di Portalegre, non è una criticità, ma è una forza per i modelli. E io fino a ieri avevo dei dubbi, tanto è vero che sanno i miei colleghi quanto ponevo il problema del Sud. No? Fare un ecomuseo al sud, Andrea, quante volte lo dicevo, è molto più difficile perché per voi al nord o al centro, in Toscana, avete comunità in cui è più facile recepire questi messaggi di partecipazione rispetto a tessuti sociali molto conflittuali, dove non c'è lavoro, dove c'è quello spaccato che tu hai presentato in Brasile. Forse allora è più facile in Brasile o in Sud America creare ecomusei in quei territori complessi. Farlo nel mezzogiorno d'Italia, faccio un esempio, seppur in crisi da un punto di vista sociale, economico, sociale, occupazionale, però diventano esperienze molto complesse e molto difficili. Io sono Francesco Calzolaio, insegno architettura del paesaggio e con alcune associazioni veneziane cerchiamo di fare un percorso dal basso che si occupa per gestire il valore di comunità attorno alle risorse culturali del nostro territorio e in generale. E su questo volevo domandare se trovate che ci possa essere una connessione forte con la Convenzione di Faro che giusto a Venezia all'inizio di marzo è stata sottoscritta, è stato avviato il percorso di sottoscrizione anche da parte del governo italiano, e che è la convenzione che dà alla comunità dei residenti e dei cittadini la responsabilità di tutela e di salvaguardia del proprio patrimonio attraverso le commissioni patrimoniali. Mi sembra che sia un mondo molto affine e mi sembra che possano essere degli strumenti operativi che vanno nella direzione che ha indicato nelle domande coloro che mi hanno preceduto. Qualcun altro? Scusate che c'è la luce.
Solo un minuto. Io sono Antonio Saccoccio, ho già parlato ieri, all'Università Tor Vergata di Roma, e sono completamente d'accordo con quanto ha detto Francesco, ci siamo scambiati al volo una battuta ieri. Cioè questo modello di Porto Alegre che abbiamo visto così sintetizzato oggi, a mio avviso costituisce proprio un'opportunità proprio di confronto e anche di contaminazione. Io penso che potrebbe essere lo stesso per loro vedendo i modelli nostri. Tutto già l'ha detto Francesco, sono d'accordo perfettamente, cioè davvero quel modello lì lascia intravedere ciò che da un momento di crisi può accadere in positivo. Paradossalmente chi ha più benessere rischia forse di chiudersi in un discorso più statico. Sono due i punti però secondo me da mettere in evidenza ancora in quel progetto. Il primo, come avete visto e come se ho ben capito dalle foto che ho visto, lì il problema per esempio della partecipazione giovanile non c'è, nel senso che lì è uno dei pochi esempi in cui ho visto dei giovani, degli adolescenti, se non ho visto male, mentre da altre parti c'erano persone molto anziane o anziane e poi c'erano le scuole coinvolte, quindi gli attori del cambiamento rimangono fuori, che sarebbero le persone che stanno studiando e devono trovare lavoro subito dopo. A questo è collegato l'altro discorso, cioè il momento di crisi lì si andava ad inserire, se ho capito bene anche qui, in un discorso anche politico, cioè lì c'era un partito dei lavoratori, se ho visto, se ho capito bene il passaggio, che si era riunito e che faceva un bilancio partecipativo. E da quello nasceva, prima del discorso sul musée communautaire, nasceva il discorso della partecipazione alle attività politiche. Allora a quel punto si innesta davvero un discorso differente che abbiamo visto che invece qui, dai nostri esempi, mi sembra che non ci sia. E questo discorso tra le generazioni che partecipano, la partecipazione all'attività politica, un discorso sulla trasformazione che avviene più là, secondo me sono tutte cose che potrebbero essere in qualche modo collegate, almeno da quello che mi sembra. Grazie. Buongiorno a tutti, Chiara Viani, Ecomuseo delle Dolomiti Friulane. Credo che ogni mappa di comunità che è stata rappresentata qui oggi abbia una sua valenza, perché comunque è il frutto di un lavoro coordinato e frutto di una comunità, di un territorio. Il nostro Ecomuseo ha 3 mappe di comunità, da quest'anno inizieremo a lavorare un po' anche per quello che sta nascendo a livello politico sul nostro territorio, sull'Unione dei Comuni. Inizieremo a lavorare sulle mappe di comunità di vallata, che è un'esigenza che nasce dal territorio, come sono nate anche le altre mappe di comunità nel nostro territorio, ed è un'esigenza dei nostri soci. Ho sentito dire più volte che le nuove generazioni si fa fatica a coinvolgere, che c'è il problema della crisi, ci sono diverse criticità, però credo che il compito, il dovere che ha l'Ecomuseo in questo momento è quello di creare opportunità, di inventarsi delle opportunità, di credere sulle persone che ci sono, e c'è tanta voglia di fare. Guarda caso abbiamo visto noi che in questi anni stiamo lavorando molto con i nostri soci che fanno parte di questa associazione, che vedono la provincia, 20 comuni, associazioni culturali, le scuole, quindi c'è un continuo confronto, una continua progettazione insieme a soggetti diversi, che non sono tutti quelli del territorio, però questi soggetti hanno il compito di coinvolgere altre persone che stanno su questo territorio, ed è questo il motore che fa vincere, che fa riemergere, che fa creare nuove opportunità. Il fatto di andare a lavorare insieme per un bene comune, prendersi cura del territorio, fa sviluppare tutta una serie di opportunità che rendono accattivante un territorio. Se pensiamo di creare dei progetti dall'alto, si fa ben poco. Partire dal basso, ascoltando le comunità, capire se anche le nostre comunità sono pronte ad accettare tutta una serie di possibili progetti sul territorio. I bilanci sociali sono importanti, è importante dare opportunità, è importante coinvolgere gli attori locali, è importante avere presente che in un periodo di crisi c'è la possibilità di reinventare qualcosa, di dare spazio alla creatività. Bene, lascio veramente qualche minuto ai relatori se
vogliono dare una risposta, carne al fuoco ce n'è davvero tantissimo, perché nodi, problemi sono emersi, ma anche sollecitazioni, e come dire, la possibilità di intravedere anche percorsi nuovi da non recepire naturalmente in modo generalizzato e acritico, ma da rapportare adeguatamente anche alle nostre realtà. Prego. Sì, grazie. Ero tentato di scappare, perché chiaramente se vi aspettate che noi rispondiamo a tutte le sollecitazioni diventa impossibile. E questo dimostra però il fatto che sono tematiche fondanti, calde, sulle quali appunto è impossibile anche esaurirle in poche battute. Gli stimoli sono veramente tanti e come è stato detto, soprattutto nel momento in cui, come è successo stamani con De Varin, vengono messi a contatto, a confronto dei modelli culturali differenti sostanzialmente, che quindi producono anche strumenti di lavoro differenti. E io volevo appunto sottolineare il fatto che l'ecomuseo è uno strumento di lavoro e quindi non è una soluzione. E in quanto tale è uno strumento che deve trovare alleanze, che deve trovare lungo il suo percorso anche tutta una serie di agganci e di soluzioni che trova durante il percorso. Questo non per in qualche modo non prendere sulle spalle una responsabilità, ma perché oggettivamente la complessità dei problemi che sono stati posti, che effettivamente sono sul tavolo, necessitano non di una soluzione parziale, ma di un processo da attivare. Le mappe possono essere nel loro piccolo una risposta, e su questo è già stato in qualche modo messo il punto. Al di là del numero dei partecipanti, al di là delle persone che poi effettivamente partecipano, anch'io ritengo che la mappa è comunque l'innesco di un processo. Ed è questa la cosa che va tutelata e che va nutrita e che va in qualche modo conservata, sulla quale poi necessariamente si innesteranno punti di vista diversi, protagonismi diversi, però questo fa parte del percorso e del processo da gestire. E la cosa che penso sia fondamentale è riuscire appunto a tenere sveglio questo percorso nel tempo. Perché se una mappa che viene costruita nel giro di poco tempo, che poi si esaurisce, diventa la cartolina da appendere al muro, chiaramente poco riusciamo a incidere su quella comunità, che può essere piccola, può essere grande, può essere più o meno complessa. E appunto il processo però va governato, o perlomeno va reso dinamico, va arricchito continuamente di punti di vista diversi. Ed è questa appunto la sfida e il compito che ha chi innesca il processo, quindi l'Ecomuseo e sostanzialmente il gruppo di lavoro che poi è alla base di questo percorso. L'altro aspetto che anche a me è molto caro, che in qualche modo si lega un po' a tutte le tematiche che sono state dette appunto degli ecomusei brasiliani, ma anche tematiche che poi fanno da sponda diretta con le tematiche sociali. La mappa appunto è un processo parziale, soggettivo, limitato, perché chiaramente non ha assolutamente ambizioni di universalità, anzi una mappa appunto deve necessariamente, secondo me, scrivere anche quando è stata fatta, ed è importante definire anche quando deve essere fatta di nuovo, se con gli stessi soggetti, magari con soggetti diversi, in modo che appunto il percorso che è stato iniziato abbia un ricambio. Ma tornando al tema sociale, le nostre comunità non sono comunità pacificate, sono comunità complesse, comunità di diversi colori. Ed è questo appunto anche secondo me un tema molto importante, quello del coinvolgimento delle presenze non storiche, delle presenze che abitano un territorio ma che non sono quelle che sono date una volta per tutte. Nel nostro caso ci sono appunto le categorie dei cosiddetti nuovi abitanti, ma sono categorie, diciamo, privilegiate di chi ha scelto di vivere in un territorio prendendo il meglio, e sono anche quelle più sensibili a certe tematiche, come abbiamo detto. Il problema è quando ci sono migranti, dove praticamente diventa molto difficile attivare dei percorsi di coinvolgimento, perché ci sono difficoltà molte volte materiali che devono essere prima risolte a monte. Nel nostro piccolo, nel nostro contesto ci stiamo provando attraverso un sistema di coinvolgimento, di consulta,
attraverso il lavoro con i servizi sociali, perché penso necessariamente passa poi anche da questa dimensione, quindi della dimensione materiale che poi si allarga poi alla condivisione e all'integrazione anche di elementi culturali. Allora, guardate, secondo me gli interventi di oggi mostrano che le mappe hanno, in alcuni casi ovviamente nei casi che sono stati mostrati, hanno avuto dei risultati. Se dovessi dire quali siano i risultati più interessanti, più importanti, certamente non metterei l'integrazione dei risultati della mappa nella pianificazione di settore. Io francamente che gli elementi patrimoniali oppure certi percorsi di partecipazione vengano recepiti da un piano regolatore, insomma, o da un piano della mobilità ciclabile. Abbiamo decine e decine di piani urbanistici e non ambientali, di parchi che finiscono nei cassetti e non vengono più utilizzati. Direi invece che se attraverso la mappa, attraverso la riappropriazione del patrimonio materiale riusciamo ad attivare questa rete che non è solo l'ecomuseo, è una rete di attori, di tante associazioni che si prendono cura di un elemento, almeno di uno, abbiamo forse l'assicurazione di un costante lavoro nel tempo. E da una parte, quindi l'associazione che decide insieme all'ecomuseo di riaprire, di riattivare quello che resta della roggia medievale, l'ha fatto con i propri mezzi, pochi, dopodiché il comune si è accorto che era una cosa interessante, che era una cosa da portare avanti, ha speso qualche soldino, il parco ha fatto degli accordi con chi deve fornire l'acqua e l'acqua può rientrare in questa roggia, no? Diversamente se ci fossimo limitati a inserirla in un piano, forse sarebbe rimasta lì. Un'altra associazione che apre una chiesa monumento nazionale che è purtroppo chiusa perché all'interno di un ambito di ospedale psichiatrico, ecco, anche questo è un altro elemento che mostra come a partire dalla mappa si riesca a ottenere risultati anche piccoli ma che poi smuovono anche l'ente pubblico. Ecco, ce ne sono diversi di questi, però ovviamente non abbiamo più tempo. Grazie. A concludere? Ma io ho poco da concludere, visto che sono l'unico eterodosso in questa assemblea, nel senso che il nostro è un tentativo diverso, parte da un altro punto di vista e non ha la pretesa di essere quello che non è. Io l'ho detto anche ieri e l'ho detto subito e assolutamente ci tengo a sottolinearlo ancora una volta. Però sono convinto di una cosa, quando si parla di partecipazione non si può parlare di partecipazione se non si considerano tutti gli attori del territorio, e per me gli attori del territorio non sono solo i singoli cittadini, ma sono anche le imprese, le associazioni, il terzo settore, le istituzioni nel loro insieme. Allora, oggi il nostro strumento e gli strumenti dei quali ho sentito parlare sono strumenti indirizzati inevitabilmente allo sviluppo, ed è bene che se si parli di sviluppo si parli di sviluppo con competenza anche economica, gestionale e manageriale, e che occasioni straordinarie come il Pan di Sorca, come tante cose che abbiamo visto in questi giorni, possono avere anche la possibilità di interagire con una struttura autenticamente d'impresa. Questo fa un po' la differenza. Noi non siamo Porto Alegre, siamo la provincia di Siena, 12 milioni di turisti all'anno, contesti in cui un'abitazione costa 11.000 euro al metro quadro. Evidente che i problemi che abbiamo sono diversi. Abbiamo per esempio il problema dello spopolamento dei centri storici, perché i centri storici diventano seconde case di lusso, di premi Nobel, di grandi industriali, piuttosto che di divi del cinema di Hollywood, perché questo è nella provincia di Siena. Però per la comunità locale anche questo è un danno. Restituire le informazioni legate ai territori con uno strumento forse un po' più agile, un po' più meno partecipato, questo sicuramente, ma con un modello che in qualche modo si rifà all'esperienza museale, all'esperienza di catalogazione museale e
si ibrida con altre esperienze, può essere una modalità per trovare un altro punto di contatto. Finalmente i musei si sono accorti che sono degli obitori, come raccontava De Varin qualche anno fa, e si sono accorti che solo raccontando ciò che conservano possono essere sostenibili per la comunità, cioè solo restituendo i saperi dei quali sono custodi e solo riattivandoli possono tornare ad essere utili ad una comunità che non li considera più come un punto di riferimento. Se tutto ciò avviene in un legame sempre più contiguo e sistematico con il territorio e con le comunità di riferimento che, scusate, sono anche le proprietarie dei musei, e allora forse qualcosa potremmo cominciare ad immaginarci di diverso per il futuro, pensando che sostanzialmente l'attività di impresa è una delle caratteristiche specifiche che i nostri territori possono ancora determinare. Grazie. Quindi io a questo punto ringrazio tutti per la partecipazione, anche questa mattinata è stata davvero più che stimolante, ripeto, tanti nodi, tanti problemi, qualche sollecitazione, qualche indicazione che forse, e questo è l'ambiente anche idoneo, non sarà accettata universalmente e condivisa, però tutta una serie di spunti che sicuramente ci fanno lasciare Gemona più ricchi di spunti e di riflessioni. Quindi grazie a tutti, un appuntamento, spero presto, in un'occasione altrettanto stimolante e utile come questa. Non ho finito, grazie. Una comunicazione di servizio. I lavori di gruppo riprendono alle 3 perché non ce la facciamo. E giustamente si vuole lasciare un segno tangibile alla nostra traduttrice che è stata davvero professionale e impeccabile.